La partita della settimana è stata offerta da Pagin Prefabbricati SPA. Amici sportivi in ascolto, buon pomeriggio. Domenica 4 dicembre 2011, con le telecamere di Dilettanti Gol siamo in terra vicentina, o meglio, sul sintetico di Grisignano di Zocco. La partita è Trevisan Santa Maria Campodoro Limena, quasi un derby nel girone F di seconda categoria. Giornata uggiosa, temperatura intorno ai 7 gradi, discreta la cornice di pubblico. Le formazioni: Trevisan Santa Maria in completo bianco, Burlin, Gaglio, Fanchin, Piovan, Guzzo, Cappello, Cicolin, Dincalci, Pauro, Filippo, Pauro Giacomo, Rodighiero. A disposizione di mister Fabio Marchioro, Tognon, Stefani, Tombolan, Buia, Calandra, Pizzolato, Rigon. Campodoro Limena in giallo-verde, Vicario, Gregori, Mattiello, Agostini, Rigato, Giacomoni, Contarin, Rigon, Marcato, Menegolo, Turetta. A disposizione di mister Stefano Pontalti, Guerra, Romio, Stokic, Mognon, Corradin, Isacu, Sartori. Dirige l'incontro il signor Zordanazzo della sezione AIA di Padova. Prima azione pericolosa per gli ospiti. Tenta il pallonetto Menegolo, ma la risposta di Burlin salva il Santa Maria. Su pennellata di Giacomo Pauro, Filippo, il fratello, non ci arriva e l'azione sfuma. Azione fotocopia 50 secondi dopo, con Piovan che non controlla come vorrebbe. 19esimo, sempre il centravanti del Santa Maria, Filippo Pauro, pericoloso. La sua volée di destro è preda di Vicario. Minuto 32, è Cicolin che trova lo spiraglio e il tiro, con le dita Vicario devia. Su affondo di Marcato pasticcia l'estremo difensore dei locali, poi si accartoccia a far sua la sfera, solo brividi. Nonostante le occasioni da gol, il tempo si conclude sul risultato di 0-0. Con le immagini montate da Daniele Arena passiamo alla ripresa. Su angolo di Giacomo Pauro va alla deviazione di incalcio, il portiere è reattivo e para a terra. Passa un minuto, cross dalla sinistra, difesa ferma. Su Filippo Pauro Vicario si supera, nulla può sul tappin di Piovan. Trevisan Santa Maria in vantaggio. Campodoro Limena, su calcio da fermo Menegolo impegna Burlin che non trattiene. Sul tentativo di Rigato per poco la difesa non provoca l'autogol. Si muove bene Rigon, poi si accentra e tenta il sinistro, alto. Vicinissimo al raddoppio il Santa Maria, azione da manuale con Rigon al cross, perfetto per Cigolin che sbaglia clamorosamente e non chiude la partita. 36esimo, Isacu calcia bene di sinistro, nessuno tocca palla e per poco non sorprende Burlin che salva in volo plastico. Sul limite del fuorigioco Filippo Pauro si trova a tu per tu con Vicario. Per Zordanazzo è rigore. Dagli 11 metri lo stesso Filippo Pauro spiazza il portiere e forse chiude la gara. 45esimo è ancora Vicario, uno dei migliori in campo, a salvare su Tombolan con un intervento da applausi. Minuto 46, con la difesa locale stranamente ferma, Marcato avanza e di piatto scavalca Burlin accorciando le distanze. Campodoro Limena 1, Trevisan Santa Maria 2. Al 93esimo il triplice fischio finale, Trevisan Santa Maria batte Campodoro Limena 2-1. Pagin Prefabbricati SPA è azienda leader che opera nel settore della progettazione, realizzazione ed installazione di prefabbricati metallici da oltre 20 anni, sia sul mercato nazionale che su quello internazionale, vantando collaborazioni con qualificati partner internazionali e con numerose referenze di assoluto prestigio. Garage Prefabbricati. La nostra gamma di prodotti include dei moduli prefabbricati progettati e realizzati per essere utilizzati come garage per automobili o per ricovero attrezzi. Il design, le caratteristiche tecniche ed il prezzo molto competitivo li rendono una soluzione ottimale per soddisfare tutte le necessità di ricovero mezzi ed attrezzature, anche in zone residenziali. Pagin Prefabbricati SPA a Reschigliano di Campodarsego, Padova, telefono 049 55 64 355. Per le interviste si ringrazia Jolly Box SRL. Pier Giorgio Zecchin, presidente del Campodoro Limena. Allora, come ha vissuto questa partita in tribuna?
Dalla tribuna ho visto poco calcio e specialmente ho visto la squadra che con questa sconfitta praticamente entra in piena zona della retrocessione. Quindi adesso già avevamo qualche problemino a livello tecnico, penso che in giornata o in serata dovremmo prendere dei provvedimenti abbastanza, forse anche con la sostituzione del mister, insomma. La zona play-out non era nei vostri programmi all'inizio di stagione, qual era in effetti il vostro obiettivo? Avevamo assistito una squadra come minimo, non dico ai play-off, ma giù di lì, insomma, fare un campionato buono per concretizzare quella che è stata la fusione tra le due società, e purtroppo per vari motivi, ma secondo me solamente tecnici, perché dal punto di vista dell'organico di giocatori avevamo provveduto ad allestire una buona formazione. Visti i risultati, e specialmente quello di oggi che ci condanna alla zona, diciamo, play out, siamo un po' delusi, ecco, questo è alla fine di tutto. Rinforzo, questo è il messaggio ai tifosi? Il messaggio ai tifosi: stiamo trattando alcuni giocatori che potranno rinforzare già la rosa, che comunque io ritengo che sia una rosa che minimo, come le dicevo prima, non dico da play-off, ma al limite una salvezza tranquilla senza patemi. Abbiamo comunque visto una squadra dei ragazzi che ci hanno creduto fino alla fine. Sì, questo è evidente, ci tenevano anche loro, penso, però abbiamo visto che proprio non ci siamo col gioco, non ci siamo con la stessa formazione. Una formazione, non so, cambia ogni domenica, non c'è un leader praticamente. Tecnicamente comunque sono tutti buoni, abbiamo visto comunque, abbiamo giocato anche contro una squadra molto buona, ecco, abbiamo visto concreta più che altro. Noi facevamo un sacco di passaggini, tutto bello, tutto fatto bene, però alla fine, insomma, come sempre, non è la prima partita, probabilmente non sarà l'ultima, che noi pecchiamo proprio dal discorso tecnico. Siamo troppo tecnici, siamo in seconda categoria, qualche volta bisognerebbe giocare per la categoria dove siamo. Ecco, un'ultima cosa sintetica: il campo sintetico può essere stato un problema? No, assolutamente, specialmente per i nostri giocatori che tecnicamente ci sono tutti, dove abbiamo già giocato alcune partite anche in Coppa, che tra parentesi siamo già agli ottavi, abbiamo superato 4 turni in Coppa, quindi per questo le dico che è un po' strano questa classifica, ecco. Pensavamo di più, ecco. Questo è comunque sintetico, un bellissimo campo, magari l'avessimo anche noi. Fabio Marchioro, mister del Trevisan Santa Maria, com'è andata la gara? Tutto sommato, dai, il risultato ci premia, anche se secondo il mio punto di vista dovevamo avere uno scarto un po' più ampio per le occasioni che abbiamo creato. Diciamo la costante che un po' ci penalizza, dovevamo essere un po' più cinici davanti, però per il complesso, sia per il discorso agonistico e anche fisico, la squadra sta salendo proprio a livello proprio di partite giocate, e quindi bene o male sono ben fiducioso per il proseguo del campionato. Ecco, voi siete in serie positiva da 5 turni con oggi. Sì, abbiamo pagato lo scotto di un inizio del campionato un po' ad handicap, in quanto siamo stati ripescati gli ultimi giornate possibili dalla terza alla seconda, quindi come elementi vantavamo tutti elementi che avevano esperienza di terza categoria. Abbiamo integrato la rosa con alcuni giovani promettenti, quindi molto giovani dalle varie juniores qui limitrofe, che mi stanno dando una grossa mano in questo senso. E abbiamo integrato la rosa anche con diversi giocatori che anni fa giocavano nel campionato amatoriale. L'amalgama si deve scontare, nel senso che i 2 o 3 mesi per lavorare, per integrare e per formare uno zoccolo duro della squadra ci vuole, e adesso stiamo raccogliendo i risultati, anche se abbiamo lasciato qualche punto proprio per, vedi la partita di oggi, per mancanza di cinicità davanti, però secondo il mio punto di vista abbiamo un buon proseguo di campionato. Francesco Dainese, presidente del Trevisan Santa Maria. Allora, un campionato di seconda categoria un po' inatteso.
Nel senso che siamo partiti un po' contratti, però devo dire che la squadra è al quinto risultato utile consecutivo, per cui noi siamo contenti perché stiamo valorizzando i nostri giovani. La squadra è composta gran parte da ragazzi del paese ed è l'obiettivo che ci siamo prefissi come dirigenza, per cui diamo questa continuità di risultato e poi siamo fiduciosi. Avete fatto punti pesanti con le prime, ma qual è il vostro obiettivo di questa stagione? Ma io ho detto ai ragazzi e al mister che l'obiettivo comunque primario è quello della salvezza. Dopodiché vedo che il gruppo ormai si è formato, la squadra ha un'intelaiatura per cui i risultati ci danno ragione, la salvezza è poi quello che arriva, non mettiamo limiti alla provvidenza. La ditta Jolly Box SRL, presente da quasi 10 anni sul mercato, è specializzata nel noleggio di strutture prefabbricate per diversi utilizzi, quali uffici, mense, bar, biglietterie, box, servizi igienici e spogliatoi. I moduli prefabbricati Jolly Box offrono il più ampio ventaglio di applicazioni presenti oggi nel mercato del noleggio e si caratterizzano per modularità, flessibilità ed economicità. Jolly Box fornisce soluzioni per i diversi settori di mercato, dal civile all'industriale, dal privato al pubblico, e mette a disposizione dei suoi clienti un servizio e un'assistenza completa. Studio della soluzione ideale alla preventivazione. Consegna all'installazione e ritiro, pulizia, supporto tecnico, sicurezza alla copertura assicurativa. Jolly Box è a Reschigliano di Campodarsego, Padova, telefono 049 920 1683.